Al padiglione 11 della Fiera di Padova ha avuto luogo Land of Wine Stars, un grande evento per parlare di vino, enogastronomia, cultura e turismo. Dopo essere nato nel 2018, Land of Wine Stars per la prima volta entra in un circuito fieristico per mettere in luce le eccellenze del settore vitivinicolo. Innanzitutto, nato a Padova, adesso è regionale. È entrato nella programmazione regionale, quindi una valenza superiore a quella iniziale, ma soprattutto oggi c'è stata fatta una scelta di partecipare all'interno di un evento fieristico, per l'appunto Bar Next, consapevoli che proprio questa sinergia con l'evento fieristico e mettere in luce le eccellenze del settore vitivinicolo possa rappresentare un elemento di successo. Cosa abbiamo portato avanti in questo caso? Abbiamo portato avanti l'aspetto della sostenibilità, perché riteniamo che la sostenibilità sia uno degli elementi fondamentali, ed ecco quindi il bike tour nelle nostre vigneti, e quindi con un video che poi noi doniamo a tutti i partecipanti, laddove è possibile vedere questa persona che viaggia, che è una ciclista e va su tutte le nostre bellissime colline, fa tappa presso i nostri consorzi e diventa un modo per promuovere il territorio attraverso il vino. Ed ecco quindi un modo di fare squadra, ma soprattutto di praticare un turismo sostenibile. Quali sono per il futuro gli obiettivi che vi siete preposti? L'obiettivo per il futuro, e cominciamo già a novembre con un bike forum che faremo nelle nostre colline, è analizzare e approfondire le sinergie ad esempio con l'industria delle biciclette, dell'e-bike, perché siamo convinti che questo rappresenterà un elemento molto importante. Allora vuol dire anche andare ad abbinare e a mettere situazioni che già esistono, e vale a dire i circuiti, e cercando di costruire anche delle assistenze lungo i circuiti. Ecco che quindi la bicicletta diventa veramente un elemento, un veicolo per promuovere una eccellenza del nostro territorio in un modo che sia sostenibile. Ecco, su questo io penso che l'integrazione con l'industria, con l'artigianato, con il commercio sarà la nostra nuova sfida. Il titolo di quest'anno, Land of Wine Stars, un bike tour tra stelle e vigneti, prende il nome dal filmato organizzato da Venix Promex, che racconta di un viaggio in bici nel territorio padovano alla scoperta delle stelle vitivinicole. E proprio la bicicletta e il turismo ecosostenibile sono alcuni dei temi principali dell'evento, oltre a rappresentare importanti progetti futuri. Io ho contribuito alla realizzazione e abbiamo cercato di far vedere dei spaccati del territorio che possono creare emozioni a chi lo guarda, perché ogni persona in più che avrà la possibilità di vedere questo video potrebbe essere una persona in più che un domani è nostro ospite, e quindi sia da un punto di vista turistico sia da un punto di vista di consumatore di vino va curato, trattato bene e spiegato cosa sia il territorio e cosa sia il vino dei Colli Euganei. Colli Euganei che hanno una grande antica tradizione vinicola, in particolare di vino rosso. Noi abbiamo una grandissima tradizione sui vini rossi, perché sui Colli Euganei ancora nel 1850 il castello di Lispida fu il promotore in Italia di quello che è il rosso moderno, quindi il taglio bordolese. Siamo stati appunto i primi in Italia a sperimentarlo, e quindi il rosso è la tipologia di vino che più rappresenta i Colli Euganei, ma non va scordato il fior d'arancio, che è un'altra nostra peculiarità. Quindi questi sono i due grandi vini che ci appartengono e sicuramente molti ci invidiano. Oggi non dobbiamo dimenticare qual è il valore storico e l'origine delle colline, ma dobbiamo saperlo coniugare con quello che sono i valori che da un punto di vista ambientale stanno diventando sempre più importanti, coniugati a quelle che sono le produzioni locali, quindi vino, olio e tutto quel mondo del turismo che ci gravita attorno e che è un valore molto molto importante. Tradizione di vino che non è presente solo sui colli, ma anche in pianura, come testimoniato da Nicola Zaggia, presidente del consorzio di tutela Doc Bagnoli.
È un vino tipico della pianura di Padova, è una zona che si ruota attorno al comune di Bagnoli e sono 14 comuni appunto di pianura. Arriviamo fino alla zona al limite dei colli, però siamo completamente in pianura. È un prodotto particolare, un prodotto tipico, è un prodotto che si ottiene da uva raboso, quindi un'uva che si raccoglie molto tardi, e la caratteristica appunto di durezza di quest'uva e di particolarità di un prodotto veramente rustico, se vogliamo, è quella che caratterizza il nostro prodotto. È un prodotto che necessita di un addomesticamento, quindi di un appassimento prima in pianta, poi in fruttaio, e a fine di una fermentazione lunga che di solito avviene nei periodi freddi dell'anno, quindi nei periodi invernali, e da questa si ottiene un vino veramente particolare, un po' spigoloso se vogliamo, con un'acidità molto elevata, che necessita di un invecchiamento, e di solito lo facciamo questo invecchiamento in botti e barriche di rovere. È un vino che è molto duttile perché parte appunto da questa caratteristica di invecchiamento, però lo si può anche trovare in versioni diverse da quella che è la classica versione rossa tardiva. Può esserci in versione spumante, può esserci in versione frizzante, ma soprattutto può esserci anche eventualmente una vinificazione in bianco. Diciamo, se siamo un prodotto unico per il nostro territorio, un prodotto l'unica DOCG di pianura di Padova, e siamo poco conosciuti, questa è un po' la nostra pecca, e eventi come questo, come quello di oggi, sicuramente possono essere da volano per il nostro territorio, per essere conosciuti anche in città, per essere un po' portati fuori da quelle che sono le nostre campagne, e per essere in qualche modo valorizzati anche nei territori vicini. Dico questo perché magari non lo si sa, ma il nostro prodotto è conosciuto molto all'estero ottiene risultati importanti anche dal punto di vista economico per le aziende produttrici, però diversamente da altri prodotti nel territorio non è tanto conosciuto. E i numeri del Veneto sia per la produzione che per l'esportazione dei vini sono di primo ordine. Oggi abbiamo dato gambe a una progettualità che parte da diversi anni, e oggi siamo anche in un contesto di fiera dove cerchiamo di coniugare il territorio e anche la modalità poi operativa. Padova ha molte peculiarità, e con il turismo, con l'enoturismo, tutto quello che riusciamo a metterci attorno, riusciamo certamente a dare lustro a un qualcosa di pregiato che ha il nostro territorio, e questi sono eventi, quindi ringrazio anche all'interno della Camera di Commercio Venix Promex a livello regionale, che ci hanno permesso di continuare, perché era il 2018 quando avevamo lanciato questo progetto in maniera diversa, ma ogni anno si cambia, e tutti i consorzi di tutela del territorio, le aziende che hanno dato anche modalità nei mesi precedenti di fare e di mettere in piedi quello che vedremo qua nel video, che è molto bello e fa vedere del territorio stupendo e delle aziende vitivinicole che ci hanno creduto e che ci hanno dato veramente soddisfazioni per portare Padova in quelle illustri che si merita. Dal punto di vista vitivinicolo sono numeri da record, 100.000 ettari, 14 milioni di ettolitri, quindi di quintali, scusate, fanno proprio capire come si è arrivati a numeri così importanti, e anche l'export, solo il Veneto la fa da padrone, però in questo contesto non dobbiamo dimenticarci di tutte quelle aziende che hanno permesso questo, perché i primi ambasciatori sono stati proprio gli imprenditori che con la valigetta in mano hanno girato l'Europa, il mondo, e hanno portato i nostri vini anni fa, quindi in periodi non sospetti, in giro per il mondo. E quindi il risultato di questa forza è proprio parte da lontano, però non bisogna mai stancarsi di promuovere, di dare veramente forza a divulgare quello che di buono c'è. E noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio dove la cultura, l'arte e l'ambiente che ci circonda ci dà una grossa mano, una grossa forza. Prodotti da gustare, ma sempre andando verso la sostenibilità, così come nel mondo del turismo. La Regione Veneto produce anche dei bandi per la realizzazione di piste ciclabili. Questo perché vogliamo arrivare a un turismo sostenibile. E nei Colli Euganei è già presente questo turismo e si sta espandendo, ed è quello che vorremmo fare anche in tutto il territorio veneto, perché una persona che viene da fuori possa venire qui con la sua bici, assaporare quelli che sono i gusti e i profumi del territorio e godere di quello che è la bellezza del territorio. Sostenibilità che non può prescindere dalla cura per l'ambiente, tagliando l'utilizzo di prodotti inquinanti e scegliendone di ecosostenibili per la salvaguardia del territorio. Oggi vi è la necessità, ce lo dice la Comunità Europea, la Farm to Fork, di la riduzione del 30% dei prodotti fitosanitari e riduzione dei concimi.
I veneti, gli agricoltori sono nel territorio, stanno riducendo in maniera importante l'utilizzo di questi prodotti. Un ambiente sano vuol dire anche turismo ecosostenibile, questa è la scommessa che noi oggi mettiamo in campo. Il Veneto mette in campo questa grande scommessa con tutto il territorio e con tutti i nostri agricoltori. Stiamo già riduciamo il quantitativo, riduciamo anche i principi attivi e andiamo all'utilizzazione di prodotti più ecosostenibili, quindi meno inquinanti possibili, perché un sistema ambientale importante legato a questo tipo vuol dire anche salute, vuol dire anche benessere, vuol dire anche territorio. Valorizzare tutto questo vuol dire valorizzare anche i nostri prodotti agricoli e quindi dare la possibilità ai nostri agricoltori però che questi prodotti siano pagati in maniera corretta, perché l'altro aspetto è proprio questo: i nostri prodotti devono essere pagati in maniera equa e non sottopagati come oggi lo sono. Non tanto il settore vitivinicolo ma anche altri settori, soprattutto dell'agricoltura, oggi sta subendo grosse ripercussioni sia per quanto riguarda i costi e sia per quanto riguarda la redditività delle proprie aziende. Quando cessa un'azienda agricola cessa un territorio, quindi noi non dobbiamo arrivare a quello, dobbiamo mettere in campo quelle politiche che ci diano la possibilità oggi che i nostri agricoltori rimangano nel territorio per valorizzare i prodotti e il territorio. E l'enoturismo è ormai fondamentale anche per chi di turismo si occupa, con la continua crescita di domande da parte dei visitatori e con il numero sempre crescente di proposte al riguardo da parte di varie location presenti nel nostro territorio. L'ecosostenibilità, la sostenibilità del turismo è un asset fondamentale. Noi che ci occupiamo di promozione turistica lo stiamo lanciando e rilanciando anche a livello internazionale moltissimo. Basti pensare che anche nel mondo degli eventi e dei congressi vengono richieste delle carte di sostenibilità per verificare appunto la situazione di un evento prima di portarlo in una certa destinazione, quindi diventa sempre di più un tema molto importante. Come lo affrontiamo? Lo affrontiamo grazie alla collaborazione con i nostri operatori del territorio che da anni sono assolutamente attenti rispetto a questa tematica. Possiamo vantare, qui siamo appunto nella terra dei vini e quindi abbiamo avuto qui la collaborazione con tantissime cantine locali, possiamo vantare davvero dei progetti assolutamente interessanti, sostenibili, che vedono nell'enoturismo un turismo veramente sostenibile. Sempre più cantine si rendono disponibili ad ospitare eventi, sempre più location possono essere adatte anche per il pernottamento degli ospiti e c'è una domanda che è in continua crescita in questo ambito. Sempre più turisti si auto-organizzano, è un po' finito almeno momentaneamente il momento del turismo organizzato, dei grandi pullman, a favore di quello che è un turismo più di nicchia e diversificato. In questo sicuramente la destinazione Padova, come quella Terme Colli, può avere davvero la sua da dire. Stiamo andando sicuramente in una direzione molto coerente con quella che è la strategia di destinazione. Land of Winestars si è dimostrata una volta in più un'iniziativa di successo al passo coi tempi, come testimoniato dall'intesa vincente tra settore vitivinicolo e turismo ecosostenibile.